Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo di cronaca, ancora sangue sulle strade di Agrigento, incidente mortale lungo la passeggiata archeologica Valle dei Templi. Il bilancio è di un giovane empedoclino morto e di una ragazza che era con lui sulla moto rimasta gravemente ferita. Claudio Spoto. Ancora una giovane vita spezzata, un incidente autonomo fatale è costato la vita ad un empedoclino di 17 anni. La vittima è Giuseppe Barbato, deceduto nella notte fra sabato e domenica lungo la passeggiata archeologica di Agrigento. Il ragazzo era alla guida della sua Honda SH quando all'improvviso avrebbe perso il controllo. Non è ancora chiara la dinamica, come sia effettivamente avvenuto l'impatto. Sbalzato dalla sella ha finito la corsa sul marciapiede, uno schianto che si è rivelato mortale. Di rilievi delle indagini sono occupati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Agrigento, che alle 3 circa nel cuore della notte sono intervenuti sul posto. Praticamente inutile ogni tentativo di soccorso per il 17enne che è deceduto sul colpo. Accanto a lui nella moto un'amica che è rimasta gravemente ferita, pure lei di 17 anni. La giovane è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata all'ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Subito dopo è stata trasferita in un nosocomio palermitano meglio attrezzato. La prognosi sulla vita al momento è riservata. Entrambi i giovani, secondo gli accertamenti dei carabinieri del NORM, indossavano il casco di protezione regolarmente allacciato. Tutta la TVA si stringe attorno al dolore della famiglia.